Dottor Della Toffola, qual è la sua opinione generale sui lavori di pubblica utilità? Beh, sicuramente sono uno strumento utile per le amministrazioni in questo momento di grande difficoltà, dato dai vincoli di bilancio, dal patto di stabilità e dal blocco delle assunzioni, quindi di poter far fronte a delle necessità di lavoro anche all'interno, nel senso che gli uffici che se ne dica, soprattutto per quanto riguarda le piccole amministrazioni, di un organico che ad una crescente richiesta di adempimenti burocratici di per sé non ha avuto una crescita di dipendenti, anzi una riduzione. Il mio comune ha ridotto l'organico nell'anno in cui, da quando sono sindaco. Quindi riuscire a utilizzare anche per un periodo di tempo determinato dei lavoratori che vanno a integrare il lavoro dei dipendenti è di estrema utilità nel vero senso della parola. Quindi è un beneficio per il lavoratore che si trova in situazioni di necessità, di precariato lavorativo, ma anche uno strumento molto utile per l'amministrazione comunale per far fronte anche alle esigenze poi di garantire quei servizi essenziali per i residenti nel comune. È chiaro che questo si può sentire maggiormente nelle amministrazioni nei comuni di piccole e medie dimensioni. Quindi anche per Polcenigo risultano essere un modo di poter far fronte invece a quelle che sono le necessità di dare risposta ai cittadini. Quindi, dottor Della Toffola, da quello che ci sta dicendo adesso, è decisamente importante nel bilancio comunale poter contare su tali collaborazioni. Ah beh certo, questo che poi sono fondi in qualche modo che la Regione con i trasferimenti riesce, fino ad oggi è riuscita a garantire, quindi l'auspicio, anzi più che l'auspicio anche credo sia utile che il legislatore regionale preveda anche per gli anni futuri queste figure che oltre ad essere un ottimo ammortizzatore sociale appunto dà una risposta a quelle che sono le esigenze dei cittadini, quindi sono investimenti che poi non sono così pesanti da un punto di vista monetario sulle casse della regione, ma che però hanno un buon ritorno in termini di resa, insomma, quindi è fondamentale che questo avvenga.